Mentre all'amico a Girmo io sotto mano ho visto anche ieri ho ricevuto anche dei messaggi, cioè qui siete in lotta con il professor Guadagnini, insomma, il quale respinge fermamente la richiesta del versamento di un contributo a Noi Veneto indipendente perché è ritenuto illegittima. Ma com'è questa storia? No, è una storia lunga. Cioè, io qua, io non è che mi invento, è tutto scritto, fai vedere, per l'amor di Dio ragazzi, io ho copia originale, fotocopia originale. Fotocopia. Quindi, È una storia lunga, Vito, diciamo che risale ancora alle regionali del 2015. Se ti ricordi come è andata le regionali del 2015, ci sono state due gruppi indipendentisti. Mi ricordo perfettamente. Perfetto. Noi eravamo in coalizione con la maggioranza, sì, e grazie a questa scelta siamo riusciti a fare eleggere un consigliere regionale. Che è Guadagnini. Che è Guadagnini. Quindi Indipendenza Noi Veneto ha eletto un consigliere regionale. Questo consigliere regionale aveva sottoscritto un patto che avrebbe come dato tutti, un tot al partito. ma a prescindere c'era un contributo che bisognava versare al movimento perché il movimento potesse spendere dei soldi per divulgare l'idea dell'indipendenza. Per pubblicizzarsi. Esatto. C'era nel patto che era stato sottoscritto, era ovviamente obbligatorio che chiunque fosse stato eletto avrebbe rispettato quelli che erano le linee guida del movimento. Piccolo dettaglio che il signor Guadagnini dopo 4 mesi ha deciso che per non versare il contributo, per fare quello che voleva lui e per non sottostare a quello che era l'idea di coloro i quali le avevano aiutato a essere eletto, ha deciso di fondarsi il suo partito dei Veneti. Quindi è stato un tradimento. Il partito dei Veneti? No, scusa, ha fondato Siamo Veneto, che dopo è diventato a tutti quanti gli effetti il partito dei Veneti, perché a tutti gli effetti oggi Guadagnini è il leader del partito dei Veneti, considerando che è anche colui il quale riuscirà a fare in modo, probabilmente, forse, a ritornare. No, più che altro a dare quello che è una cosa importante, ovvero sia l'esenzione della raccolta delle firme per essere di nuovo candidati. Quindi diciamo che noi, ovviamente, chiunque faccia un tradimento del mandato elettorale, dal nostro punto di vista, è e rimane un traditore del mandato elettorale, una persona di poco rispetto, perché uno che viene eletto da 54.000 voti, che sono di una coalizione, che lo riesce a fare eleggere, e questo poi il giorno dopo, per tenersi i soldi e per fare quello che vuole, dice arrivederci a tutti, onestamente il signor Guadagnini per me è e rimane un traditore, è una persona di assolutamente poco rispetto. Allora, scusate, se Antonio Guadagnini ci sta guardando o qualcuno amico può chiamare, può intervenire telefonicamente per difendersi. Ne aggiungo 2 cose. Sì. Nel patto che aveva sottoscritto prima delle elezioni c'è scritto, più o meno vado a memoria, che tra le altre cose, qualora lui non avesse rispettato il patto, avremmo potuto con ignominia apostrofarlo, dato e considerato che insomma un traditore traditore è, traditore resta, per cui ignominia è e rimane un tassello. Lo leggo io. Qualora venissi meno a tutti gli impegni sopra indicati, che sono quelli che tu hai detto, esatto, a prescindere da mie eventuali dimissioni del movimento, riconosco a Noi Veneto Indipendente la facoltà di espellermi con ignominia dal movimento, diffondendo pubblicamente il presente impegno, e quindi mi obbligo altresì, sia in caso di dimissione che di espulsione per violazione degli impegni sono indicate, a rimborsare immediatamente a Noi Veneto Indipendente tutte le somme spese dal movimento e dagli altri candidati in lista in tutti i collegi elettorali del Veneto, per contribuire anche indirettamente mediante la propaganda per l'intera lista indipendenza Noi Veneto con Zaia alla mia elezione, quantificando forfettariamente in 200.000 euro. E lo sa cosa ha risposto dopo? Letto e controfirmato. E lo sa cosa ha risposto quando noi gli abbiamo fatto presente che aveva sottoscritto questo patto? Ha risposto con una lettera di un avvocato dicendo: ma non è previsto per legge che il tradimento del mandato elettorale sia da rispettare, per cui questo contratto, questo accordo non vale. Quindi, allora, quando mi si chiede spesso anche nelle trasmissioni perché
ci sono vari gruppi che stanno portando avanti una certa linea, eccetera, eccetera. Io non posso negare che tra me e Chiavegato non ci siano grandissime distanze sotto l'aspetto della filosofia, dell'obiettivo. Il problema è i compagni di viaggio che uno si sceglie, cioè noi purtroppo abbiamo fatto un errore all'epoca, abbiamo portato avanti una candidatura tra le altre di Guadagnini, però errare è umano, perseverare sarebbe diabolico, per cui ritrovarsi di fronte di nuovo a un traditore onestamente la vedo molto dura. E ribadisco e aggiungo che sempre nel 2015 noi abbiamo rischiato anche di non partecipare alle elezioni regionali perché un altro gruppo aveva provato a far cassare il nostro simbolo poco prima delle elezioni. Non ricordo. Per assurdo, quel gruppo era Indipendenza Veneta e abbiamo dovuto ricorrere al TAR per essere ammessi, spendendo dei soldi che non erano previsti, ai quali Guadagnini non ha neanche contribuito, pur essendo stato eletto. Quindi è un personaggio abbastanza ignobile. Guarda, io mi dissocio, nel senso che sono dati di fatto oggettivi. Vi assumete le responsabilità. Vabbè, è un dato di fatto oggettivo. Non ho raccontato assolutamente nulla di forme della realtà. Qua ci sono le prove. Abbiamo letto quello che Carta canta, verba volant.